Buonasera, come va? Bene, ora non so se a qualcuno di voi è mai capitato di sentire questa frase, a me la ripetono in continuazione, la frase è questa: l'unico modo per essere apprezzati veramente dalle donne è rimanere sempre se stessi. No, se sei un pigro e grasso ubriaco non funziona così manco per cazzo. Non funziona così, ve lo dico io. Diciamo che ho un po' di difficoltà con le ragazze. Lo so che a guardarmi non si direbbe, ma stronzi. No, ecco, un po' di difficoltà nell'approccio. Intendiamoci, non è che non riesca ad intrattenere un discorso con una ragazza, Cioè, in realtà non so mai bene che cazzo dire, però mi arrangio parlando di quelle cose che ci riguardano un po' tutti, no? Tipo la musica, il cinema, il Dirty Sanchez. È divertente perché quando arrivo qua c'è sempre il pubblico si divide, c'è una parte che ride e una parte no. Io voglio capire questa cosa. Tra quelli che hanno riso, sapete veramente cos'è il Dirty Sanchez o avete riso così solamente per pietà? C'è qualcuno veramente per alzata di mano? Eccolo là, lo sapevo, c'è sempre qualche romanticone vecchio stampo. Bene, comunque per tutti quelli che non sanno cosa sia il Dirty Sanchez, quindi per tutte le persone normali presenti in sala, stasera mi dispiace ma io non ve lo spiegherò. Non ve lo spiegherò. Quando andate a casa lo cercate su Google, Dirty Sanchez. Divertimento assicurato. Divertimento assicurato. No, è che con voi stasera vorrei fare un nuovo tipo di comicità, un esperimento, una comicità nuova, una comicità take away. Ecco, io vi confeziono qui le battute, ve le consegno, voi le portate a casa e poi ridete comodamente sul vostro divano, ok? Comicità take away. Sono un po' il Burger King della battuta. Comunque, tornando al mio rapporto con le ragazze, come dicevo, io riesco a parlarci, solo che a un tratto c'è sempre qualcosa che mi blocca e generalmente posso bloccarmi per due ragioni. O mi trovo di fronte a una ragazza molto molto annoiata, un po' come se stesse assistendo ad un torneo di golf. O meglio, ad un torneo di paragolf tra handicappati in carrozzella. O meglio, ad un torneo di paragolf tra handicappati in carrozzella narcolettici. Ora non so se qualcuno di voi conosce questo sport, anche perché l'ho inventato io qualche giorno fa. Comunque consiste più o meno in questo. Ecco spiegato il mistero della sedia. Immaginate qui la ruota della sedia a rotelle, ok? Uno sport molto avvincente. Quindi o mi capita questo, oppure mi trovo di fronte... Sapete queste ragazze che sorridono sempre, annuiscono molto, no? Hanno sempre quel falso sorrisetto alla Joker stampato in faccia che è così fottutamente inquietante, no? E quando le guardi l'unica cosa che senti è... La 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 la. E quindi chiaramente scappo via a gambe levate. Un'altra cosa che non riesco a comprendere dei rapporti è perché ogni volta facciamo tutta questa fatica solo per arrivare a scopare, no? Che in fin dei conti è solo scopare, non è niente di... E invece no, tu ti metti là a faticare, a fare domande. Da dove vieni? Quanti anni hai? Che cosa fai? Quando in realtà non te ne frega un cazzo delle risposte, che tu vuoi solo scopare, no? Intendiamoci, per scoparti non è necessario che io conosca tutti i minimi dettagli della tua vita, tipo il tuo nome. Non serve, voglio dire, no? Se proprio ci tieni, al massimo posso dirti il mio, così puoi urlarlo mentre vieni, ma insomma è di secondaria importanza. No, ora però, non fraintendetemi, sono una bestia, anche perché io queste cose le penso in linea teorica, però poi ho un po' di difficoltà a metterle in pratica perché in fin dei conti sono un bravo ragazzo, sono un ragazzo molto romantico e anche io un giorno spero di trovare la ragazza che fa per me, una ragazza dolce, sensibile, che mi capisca e che non mi giudichi mai qualunque cosa faccia. Dunque, se qualcuno di voi conoscesse qualche ninfomane con queste qualità, me la presenti. Grazie. Gabriele Antinori.